Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le stelle oggi, giovedì 23 gennaio 2020 e vediamo come possiamo approfittare al meglio delle risorse che abbiamo a disposizione oggi. Prima però di iniziare a parlare di questi influssi di questa giornata, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Grazie sempre per il vostro sostegno. Questa giornata di giovedì è sorretta da Giove. Sappiamo ormai che i giorni della settimana hanno alle spalle sempre un dominatore principale, grazie al quale appunto il nome del giorno viene stabilito. Dunque il giovedì appartiene all'influsso di Giove, venerdì Venere, Saturno si occupa del sabato, la domenica il Sole, lunedì la Luna, martedì Marte, mercoledì Mercurio e poi si riparte da capo, insomma. Dunque, o perché ho cominciato da giovedì, da Giove, semplicemente perché si tratta di giovedì. Dunque, ogni giorno è associato a un dominatore prevalente, ma nell'arco della giornata abbiamo le ore magiche, vale a dire che i dominatori e i governatori planetari si susseguono comunque un'ora alla volta ciascuno. Detto questo, passiamo all'analisi di questa giornata. Abbiamo detto appunto Giove è il dominatore prevalente per questo giorno e è apportatore di abbondanza, dunque abbondanza in tutte le direzioni, ma anche in ogni ambito, non necessariamente solo positivo. Dipenderà moltissimo dalle costellazioni che abbiamo nella nostra data di nascita e dunque nel nostro quadrato di nascita. Tendenzialmente Giove è benigno, dunque il suo modo di elargire abbondanza è sempre favorevole, però appunto in alcuni casi, nei casi in cui appunto abbiamo già elementi in eccesso, potrebbe amplificare queste manifestazioni. Dunque è chiaro che poi soggettivamente questi influssi variano da soggetto a soggetto e da persona a persona. In linea generale possiamo dire in una giornata come questa che la Luna attraversa come prima costellazione la costellazione Capricorno, dunque ci troviamo gli influssi di Giove che portano con sé i valori di Pesci e Sagittario, ci troviamo Capricorno e ci troviamo Acquario come dominatore del mese di gennaio. Dunque abbiamo i le quattro principali costellazioni considerate di primo gruppo e appartenenti ai due dominatori Saturno e Giove come grande input di questa giornata. Sarà dunque una giornata che potrà essere costruttiva e applicata, utilizzata comunque in modo favorevole. Attenzione però, è una giornata che, sebbene sia favorevole e costruttiva, è una giornata che pone una cautela, comunque ci mette in attenzione rispetto alle transazioni e gli affari. Dunque sì, è un'ottima giornata, ma nonostante queste premesse estremamente favorevoli, la presenza del doppio fluido di Capricorno, vale a dire il fatto che la Luna in questa giornata attraversi la costellazione Capricorno 2 volte e attraversi la costellazione Bilancia 2 volte, ci avvisa sulla necessità di fare molta attenzione alle società, agli affari stipulati con altri. Dunque, se è possibile, evitiamo oggi di stringere accordi, affari o di avviare collaborazioni, rimandiamo ad un altro momento e utilizziamo questa giornata per le pianificazioni a lungo termine e per valutare gli ambiti nei quali muoverci per quanto riguarda appunto i nostri affari e le nostre collaborazioni. Dunque prendiamoci una giornata, diciamo, sabbatica, dove andiamo a seminare e a pianificare piuttosto che a muoverci. Prima dunque costruiamo bene la struttura anche psicologica, anche mentale che ci occorrerà per affrontare appunto i nostri affari, i nostri impegni. Prendiamoci anche del tempo per valutare senza premura, senza fretta,
con equilibrio e una certa dose di saggezza anche i nostri collaboratori e gli eventuali soci delle nostre attività. Dunque non abbiamo premura oggi, il grande Saturno alle spalle, il grande Giove alle spalle ci garantiscono che se sapremo attendere e valutare bene avremo una grande fortuna nelle nostre realizzazioni, ma attenzione appunto non abbiamo quella premura. Dunque per tutti gli amici che hanno dei forti valori di fuoco, rallentate il passo e guardatevi bene intorno. Le strade sono spianate, ma oggi dovete contare molto sul vostro intuito e fare da soli più di altre volte. Dunque, amici dell'Ariete, per esempio, o tutti coloro che hanno dei forti influssi di Ariete, con questa giornata, con la doppia presenza di Bilancia, attenzione dunque agli affari che stipulate con altre persone, e la doppia presenza di Capricorno vi impone rigore dal punto di vista economico. Questo vale comunque per tutti i segni di fuoco. L'Ariete in particolare è precipitoso nel lanciarsi, dunque oggi una cautela in più. I segni invece collegati all'elemento acqua oggi hanno sicuramente una marcia in più, poiché possono diventare più concreti, e sicuramente il connubio fra Saturno e Giove a loro dà un qualcosa in più, una concretezza e delle opportunità in più, anche perché loro sono più lenti nel muoversi, valutano comunque anche sulla base delle emozioni, e oggi questo loro atteggiamento, questa loro attitudine viene ripagata. I segni di aria possono avere dei momenti di confusione, dovranno assolutamente valutare meglio senza essere precipitosi nei giudizi, perché possono essere penalizzati o autopenalizzarsi proprio avendo premura nel stabilire se qualcosa è valido oppure no. Dunque anche oggi, anche per voi, è bene valutare i pro e contro senza fretta, con calma, snocciolando, come del resto piace tanto ai segni di aria, tutte le prospettive da ogni lato. Infine i segni di terra, attenzione, oggi potreste essere spinti a essere molto più conservativi con l'aspetto economico, quasi al limite con la tirchieria. Dovete comprendere che magari ci saranno delle spese giuste da compiere e dunque sbottonarvi un po' di più e opporre meno resistenza. Per quanto riguarda il resto, essere meno rigidi nelle vostre strutture e in quello che andrete a pianificare, tenendo conto che se dovrete collaborare con altre persone, non tutti avranno la fibra e la capacità e la stoicità che vi distingue. Dunque non tutti sono pronti al sacrificio come voi, e soprattutto non tutti sono in grado di reggere i vostri ritmi, perché quando voi vi mettete siete imbattibili nella capacità di lavorare e rendere sul lavoro. Dunque mi raccomando, oggi valutate bene, è una giornata più per la pianificazione che per l'azione. Io vi ringrazio moltissimo per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione sempre domani alla stessa ora su questo canale. Mi raccomando, sosteneteci iscrivendovi ai nostri gruppi, al gruppo del Marietto Veneziano e al canale del Marietto Veneziano e al mio canale su YouTube. Vi ringraziamo sempre tantissimo. Noi ci ritroviamo qui domani, sempre alla stessa ora. A presto!